La SUFC prevede l'assunzione a tempo indeterminato di 100 OS mediante scorrimento della graduatoria approvata nell'ottobre 2021. Ricordato che Assugi invece ha prorogato nel mese di gennaio i rapporti a tempo determinato in scadenza nel mese di febbraio 2022, nonostante l'esistenza di una graduatoria di 568 OS a cui si sarebbe potuto attingere, visto anche che presso ASFO permane lo stato di citazione ed emergerebbe da una nota dei sindacati, emergerebbero dati sottostimati sul turnover comunicati dalla direzione ASFO, con una carenza di infermieri OS di 96 unità. Letto la recente nota del sindacato che sollecita un piano straordinario di assunzioni a sostegno dei servizi pubblici, in particolar modo per il settore della sanità. Ricordato infine che rimane ancora inevasa la richiesta del Movimento 5 Stelle, ma sottoscritta da tutta l'opposizione, di audire nella commissione competente i vertici della sanità e i sindacati sulla situazione della carenza di personale del Servizio Sanitario Regionale, depositata, lo ricordo, ottobre 2021. Tutto ciò premesso, interrogo l'assessore competente per conoscere la dotazione del personale delle diverse tipologie contrattuali degli enti del Servizio Sanitario Regionale al 31/12/2021 e il fabbisogno stimato, specificando se e con quale tempistica si intende procedere con ulteriori stabilizzazioni o almeno prolungare la validità delle graduatorie esistenti come quella degli OS citata nelle premesse. Grazie. La dotazione di personale al 31/12/2021 chiude a 20.300 unità di personale dipendente, 140 unità di personale universitario, 286 unità di personale somministrato, 74 unità di personale della ricerca. Il fabbisogno di personale per l'anno 2002 stimato risulta pari a 21.336 unità di personale dipendente, 141 di unità di personale universitario, 280 di unità personale somministrato, 122 unità di personale della ricerca. Complessivamente l'incremento stimato complessivo 2022 su 2021 è di 1.079 unità. Questo personale verrà stabilizzato o prorogato dalle aziende in attenzione alle proprie politiche assunzionali nel rispetto dei vincoli di spesa stabiliti a livello regionale negli attuali rapporti di lavoro in essere. Allora, io ringrazio l'assessore che in realtà non ha risposto alla domanda perché mi ha dato il dato globale non rispetto ai diversi enti del Servizio Sanitario Regionale. L'unico dato che troviamo contenente nel PAO-PAL sono da una parte soprattutto il fabbisogno, però questi numeri non li conosciamo e anche il personale che magari è anche in graduatoria vorrebbe cercare di capire se verrà stabilizzato o non verrà stabilizzato. Lei ci dice che ci sarà un più 1.079 di personale che sarà eventualmente assunto a tempo indeterminato da un anno all'altro, un numero importante, sarebbe il caso di comunicarlo e comunicarlo nel dettaglio, perché per il momento questi numeri non stanno uscendo, il personale che è in graduatoria non sa che fine farà, si dice sempre che manca personale ma non si attinge dalla graduatoria e secondo me non si fa neanche abbastanza per frenare la fuga. Abbiamo sentito prima gli infermieri del pronto soccorso di Atiliana, ma potremmo parlare dei medici di Trieste e degli infermieri. Sarebbe interessante capire quanto è la fuga di personale che non lavora in condizioni adeguate e che ha deciso di licenziarsi. Ecco, soprattutto nell'ottica di applicare il PNRR e rafforzare la sanità territoriale, come dicono i sindacati, serve un piano straordinario di assunzioni che deve essere trasparente e che deve essere lungimirante proprio per rilanciare la sanità del futuro. Altrimenti il rischio, l'abbiamo già detto, è che affideremo queste strutture, penso dalle case di comunità agli ospedali di comunità, al privato. Ecco, vorrei essere smentito, ma con i numeri. Grazie. Grazie.